I carabinieri della tenenza di Favara hanno sorpreso un favarese con 3 dosi di cocaina dopo aver forzato i controlli che si stanno effettuando contro la diffusione del coronavirus. Nel corso di uno dei numerosi servizi svolti per contrastare la diffusione del coronavirus, i militari della tenenza di Favara hanno arrestato nella tarda serata di ieri un cittadino favarese di 57 anni responsabile di aver forzato un posto di controllo. Bloccato dopo un rocambolesco inseguimento, ha opposto resistenza ai militari che lo hanno perquisito, trovandogli addosso ben 3 dosi di cocaina. Da oltre una settimana, infatti, continuano senza sosta i controlli dei carabinieri in tutta la provincia. Le verifiche sono andate avanti nella circolazione sia di automobili sia di pedoni. Decine sono state le autodichiarazioni rese da parte dei cittadini. Nel corso di uno degli innumerevoli posti di controllo dedicati, i carabinieri della tenenza di Favara hanno portato a casa un altro brillante risultato operativo. Dopo l'arresto del ricercato tunisino di qualche giorno fa, i militari si erano posizionati nel centralissimo corso Vittorio Veneto e lì, guidando una vecchia utilitaria, un automobilista dall'area sospetta ha attirato l'attenzione dei militari. Dopo essersi fermato alla richiesta di documenti, l'uomo di anni 57, favarese, già noto ai carabinieri, ha insultato i militari opponendo resistenza e scappando a piedi. Dopo un breve e rocambolesco inseguimento, il fuggitivo è stato bloccato, portato subito in caserma, perquisito per capire cosa stesse nascondendo e così sono saltate fuori ben 3 dosi di cocaina occultate tra le pieghe dei suoi vestiti. Per lui sono scattate immediatamente le manette e la successiva sottoposizione agli arresti domiciliari. Dovrà rispondere alle accuse di resistenza al pubblico ufficiale, detenzione di stupefacente, nonché in osservanza dei provvedimenti dell'autorità, essendo stato trovato in giro senza un giustificato motivo in relazione all'emergenza sanitaria in atto. L'efficace rete di controlli predisposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento continua così a produrre i suoi risultati e si andrà avanti senza sosta, sia in città che nei paesi della provincia, non solo per l'emergenza in atto, ma anche per il contrasto alla criminalità.